Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera, di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia. La guerra delle patate, il surplus di produzione del nord Europa minaccia le imprese nazionali. Le eccedenze negli scaffali della GDO a prezzi low cost mentre crescono i costi produttivi per l'aumento del gasolio e dei fertilizzanti. Signore e signori, alle 18, 16 minuti e 22 secondi in questa puntata numero 1204 di Chilometro Zoom. Lorenzo Viviani e Antonino Danna al microfono. Difendiamo la patata italiana. Lorenzo? Sempre difendiamo la patata italiana, ma come sei partito carico a molla? Cosa hai fatto nella pausa? Spiegami, che lo voglio utilizzarlo anch'io, quello che è utile. Sì, si chiama Mungiaro, serve per la preparazione alla chirurgia bariatrica. Tu non ne hai bisogno. Ok.
Ecco. Va bene. Ne faccio a meno, mi faccio solamente un buon caffè. Assolutamente sì. Approfondiamo questo tema. Leggi. Allora, da Italy Post, la collega Natascia Ronchetti: il mercato nazionale delle patate è in fibrillazione, il surplus di produzione proveniente dal nord Europa finisce sugli scaffali della grande distribuzione organizzata a prezzi nettamente inferiori a quelli del prodotto italiano. Una concorrenza che costringe le imprese italiane ad agire sulle quotazioni, comprimendo una redditività già schiacciata dall'impennata dei costi di produzione a causa della corsa del prezzo del gasolio agricolo e dei fertilizzanti innescata dal conflitto in Medio Oriente. Non siamo arrivati alla tempesta perfetta, ma si stanno sommando più effetti negativi, dice il presidente del Consorzio delle Patate Selenella, Massimo Cristiani, al quale aderiscono cooperative e aziende di trasformazione o commercializzazione con una produzione di circa 500.000 quintali all'anno. Fino a non molto tempo fa il mercato era in sostanziale equilibrio. L'anno scorso i coltivatori italiani hanno investito su una superficie complessiva di circa 46.000 ettari per una produzione di 17 milioni di quintali e un valore stimato intorno al miliardo di euro. Un quantitativo che arriva prevalentemente da Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Campania e Abruzzo, comunque insufficiente a coprire il fabbisogno nazionale. Per questo, spiega Luciano Trentini, coordinatore del CEPA, Centro Documentazione per la Patata, prodotto del quale domani ricorre la giornata internazionale, da molti anni a questa parte siamo costretti a importare dai 6 ai 7 milioni di quintali, in particolare dalla Francia, che è il primo fornitore, dalla Germania e dall'Olanda. L'equilibrio è andato in frantumi l'anno scorso. I grandi produttori del nord Europa hanno battuto tutti i record sia per quantità prodotte sia per superficie coltivata, con oltre 28 milioni di quintali destinati al fresco e all'industria della trasformazione. Hanno generato un'eccedenza che ha mandato in crisi i mercati e che si è riversata anche sull'Italia. Il surplus è stato la conseguenza del picco di domanda da parte dell'industria della trasformazione, che si concentra con grandi gruppi soprattutto in Germania, Belgio, Olanda e Inghilterra. Quando la domanda si è ridimensionata, in assenza spesso di contratti di coltivazione, i produttori francesi, belgi, olandesi e tedeschi si sono trovati in forte difficoltà e grandi quantitativi di patate sono stati svenduti. Molte aziende agricole italiane oggi si trovano a fare scelte importanti sugli investimenti futuri e le superfici coltivate tendono a ridursi in attesa di un riequilibrio, dice Trentini. Adesso registriamo un lieve vantaggio, soprattutto il prodotto francese sta decadendo, deve competere col novello fresco e forse pian piano il mercato tornerà ad assestarsi, osserva Cristiani. Nel frattempo le insegne della GDO in competizione tra di loro tentano di contenere gli effetti inflattivi. Ma è in flessione anche la domanda da parte dell'industria della trasformazione nazionale, che genera ricavi per circa 20 miliardi di euro. In Italia svettano aziende come Pizzoli, a Budrio nel Bolognese, San Carlo, Milano, Amica Chips, Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova. Tutte costrette a fare i conti con noi competitor, sono le aziende che nelle aree extra UE, tra Asia ed Europa dell'Est, stanno investendo in produzione e trasformazione diretta. I consumi restano stabili, non ci sono flessioni e l'Italia cerca di difendersi con le sue eccellenze, le 6 tra DOP e IGP che puntano sulla massima qualità. Dalla patata del Fucino a quella della Sila, dalla patata dell'Alto Viterbese alla patata di Bologna, fino alla patata novella di Galatina. C'è anche la patata di Pignone, che è nell'entroterra delle Cinque Terre. Vorrei ricordare, c'è anche la patata di Pignone. Buona a sapersi. Resta la questione dei costi di produzione schizzati alle stelle. Impieghiamo concimi fatti con materie prime che provengono principalmente dai paesi interessati al conflitto mediorientale, spiega Cristiani, e abbiamo alti costi energetici per garantire l'irrigazione con le motopompe. I prezzi dei concimi sono cresciuti anche al 50%, per quello del gasolio agricolo si arriva al 60% in più. Stiamo facendo i conti, prevediamo un aumento dei costi di circa 1 migliaio di euro a ettaro per ciclo produttivo. E insomma, siamo messi un po' male qui a patate. Assolutamente, potremmo, senza andare a fare battute come bambini delle medie, però un esperto in patate, un agricoltore, potremmo chiamarlo la prossima settimana, perché è un argomento, io lo dico sempre ai nostri ascoltatori, guarda, mi è successo proprio l'altro giorno, mia moglie mi ha cacciato, mi ha mandato al supermercato,
se quando ci vai proprio alle 8:30, quei Sì, supermercati sì, che sì, tengono un sì. po' più così, guarda, ho girato fino quasi all'orario di chiusura, cercavo, perché andavo nei supermercati e me ne andavo. Ora magari poi ci faremo raccontare anche a livello di produzioni, perché poi noi parliamo di quella che compriamo, di quella che si va a comprare magari nel reparto ortofrutta, magari i numeri li fai diversamente, come dicevi bene te, no? Di chi le lavora, nelle patatine, in queste cose qua. Però, cavolo, ragazzi, dobbiamo lasciare sul banco, ma non perché difendere anche i propri interessi, l'economia. È gente che paga le tasse nel nostro paese, l'agricoltore, è gente che vive Certo. magari di fianco a noi, ma perché non fare questa scelta? È da scemi, è da scemi, è da scemi. E tante volte costano anche di più, perché la patata francese, magari ora giustamente si parlava di prezzi inflazionati, però non penso costi tanto di meno. Non parliamo del Paraguay o altri posti, magari dicevi una patata che viene da un paese oppure da, insomma, altre parti del mondo. Quindi, cavolo, soprattutto queste cose qua, dateci mente, guardate, dobbiamo difenderci anche da soli a volte. Questo è importante, lo diciamo sempre, però svegliamoci un po'. Io ti dico, l'altra sera te l'ho raccontato proprio perché sono andato proprio, sai quando devi andare in emergenza, manca le patate, scappa fuori, mancavano 10 minuti, non si può neanche più dove andare. Ho detto fino all'ultimo, ho detto piuttosto mi faccio ronzare che non le ho prese, che non ce l'ho fatta, ma non le compro, non le posso comprare. E alla Devo essere fine? anche un po', questo perdonami, e alla fine lo trovate, Ah, meno male. patate, ho comprato anche, guarda, l'hai detto prima, ho trovato quelle patate un po' più famose, le ho comprate volentieri, senza fare pubblicità alla marca, però ragazzi, questo è un po' di nazionalismo come si deve. Non facciamo, siamo nazionalisti quando ci mettiamo facciamo un po'. A me il nazionalismo, io lo sai che sono un po', diciamo, anarchico dentro, e quando vedo tutti questi smielenamenti, non sono di quelli che si va. Ma questo è sano, questo è un nazionalismo che mi piace, è una cosa che mi orgogliosisce, cioè il comportamento di dire, oh, scelgo un prodotto, lo scelgo limitrofo, lo scelgo un prodotto di chi lavora bene, so che lavora bene, so che sono controllati, ma soprattutto è gente che paga le tasse nel nostro paese. Cioè, poi non è che vuole, poi se mi vuole mangiare il mango, so che, vabbè, mangi il mango, lo devi trovare, mangiate anche il mango, mangiate anche le banane. Ora, forse nel sud Italia magari riusciremo anche a coltivarle con i cambiamenti climatici, ma vabbè, la banana sai che te la mangi e te la cerchi da un'altra parte, ma la patata sceglietevela italiana. Allora, mi hai fatto venire nostalgia di quando ero bambino, da mia nonna, e io mi ricordo che passava puntualmente verso le 11:30, mezzogiorno, il camioncino della frutta, che è una cosa che io quando li vedo qui sulle strade del nord Italia, veramente mi verrebbe solo da scendere, abbracciarli e piangere assieme a loro. E io mi ricordo che puntualmente questo camioncino, questi Iveco, oppure questo Leoncino, Orsetto, tutti questi camioncini che si potevano guidare con la patente B che faceva l'OM una volta, insomma, passava e c'aveva l'altoparlante e io mi ricordo che si annunciava sempre con questa litania. E abbiamo pira, puma, patate e malangiani, i potati a 1.000 lire sacco, a 1.000 lire sacco, traduzione. Abbiamo pere, mele, patate e melanzane. Le patate a 1.000 lire il sacco. Su potati da Sila, i potati da Sila su buoni, mangiati villica su buoni, i potati da Sila. Mangiatevi le patate della Sila che sono buone. E poi vedi, passano quasi 40 anni e dopo 40 anni io mi trovo a leggere un pezzo nel quale, cioè, le patate della Sila o di decollatura anche si sapeva che fossero buone, che fossero così ricercate non lo sapevo, e questo ci dimostra quanto in questo paese noi abbiamo della roba fenomenale, fantastica, e non la valorizziamo o lo scopriamo troppo tardi, e questa è una cosa che mi dispiace molto. E poi vabbè, permettete, io voglio tornare ad avere di nuovo 8 anni e quasi l'estate del 1988, ora mi affaccio e passa di nuovo il camioncino con il telone alzato, che si vedono esposti alla strada, alla polvere,
tutta quella roba lì e di nuovo abbiamo patate malangiani, signora, accattatevi patate malangiani. Ma pensa, adesso te parli della verdura, ma pensa una volta che anche la vendita del pesce andavano in giro con i furgoncini scoperti. Tanto la verdura agguanta, diciamo, ci dà una pulita, insomma, non è dalla terra viene, insomma. Ma il pesce invece sicuramente ha bisogno un po' più di cura. Ma scusa, visto che tu sei stato anche a Porticello, non l'hai vista mai la lapa che porta il pesce? Cioè, la particolarità è questa. Però stanno scomparendo anche lì, perché devi pensare che una volta era moda, diciamo, ma anche della persona comune, comprava 4-5 casse di pesce, almeno così mi raccontavano i miei marinai a bordo, e io poi dimmi te se lo confermo, se li caricava giustamente sulla petta e andavano, giravano così, non è mica scontrino, non scontrino, ghiaccio, non ghiaccio, ASL, licenza, non licenza, diciamo un po'. Però mi raccontano che anche adesso, anche in Sicilia, diciamo, dove magari questa cosa è arrivata più avanti negli anni rispetto al nord, stanno scomparendo. E naturalmente però c'è una cosa da dire, a parte scontrino che riguarda l'Agenzia delle Entrate, però c'è un problema che il pesce, insomma, un po' di accortezze sui prodotti, tipo dal pesce alle cozze ci vuole, questo te lo dico, perché sì, questo sì. Anche per la qualità e per la salvaguardia naturalmente del consumatore, perché sai, sole, ci vuole un po' di cautela. No, era bella perché praticamente cosa avevano fatto? Nell'Ape 50 dietro il cassone avevano messo una specie di vasca che copriva tutto il cassone, la coibentavano col ghiaccio, che quindi squagliava sotto il sole caldo dell'estate, e poi c'erano le varie cassette col pesce. E quindi si annunciava quest'ape col motore, no, a scurreggetta, per citare Super Giovane di Le Storie Tese, e poi sul più bello c'era queste cose li voglio bene. Lo so, c'era il titolare, diciamo così, che scendeva e, come mi diceva mia zia Santina quando mi chiedeva di non urlare, abbanneava upisci, cioè gridava del pesce e cominciava: un mangia pesci e avevamo tonno e 5 malali chilo, e faceva questa specie di cosa. Anche a me pare la scena di Vieni avanti cretino, quando Lino Banfi piglia gli schiaffi e ci sono i sottotitoli in arabo, però non era un muezzin, vi garantisco che lui insomma canticchiava il fatto che ci fosse. Mi sembra, però vedi ad esempio invece, e lo pescava con la stadera. Invece è famoso il mercato di Genova, quando c'è quella voce di quella donna, che adesso poi dovrei ricordarmi anche famosa, è entrata anche dentro al live della musica dialettale di D'Andrea. Io il D'Andrea che preferisco in verità, ma perché ci sono affezionato da bambino, perché sono quelle musiche che ascoltavo in macchina quando mio padre faceva quella viaggi, che grida dentro Creusa de Ma. È bellissimo. Detto questo, sono le 18:30 minuti con Lanciuela Gerti. Vi saluto. Prossima settimana potremo veramente fare una puntata approfondendo questo tema, che insomma potrebbe essere anche, diciamo, curioso da capire, da scoprire, e anche per invogliare sempre di più voi radioascoltatori a scegliere, insomma, e a stare un po' più attenti. Senti, ma che dici? Ce ne andiamo in pausa a Banniano? Faccio una banniata tipo a Banniano, gridando, faccio una gridata come quello dell'ape del pesce, posso? Vai, e allora vi saluto con la tromba e con l'imbuto, vai. Vado. Ne andiamo in pausa, ora c'è la pubblicità e dopo c'è qui Parlamento, presente con noi. Zan zan. Track. Vai Natalia, non svenire. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo.
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Qui Parlamento. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:33 minuti e 18 secondi. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata 1204 di Chilometro Zoom. Io voglio dare il benvenuto e la buonasera all'onorevole Anastasio Carrà. Buonasera onorevole. Buonasera a voi tutti, buonasera ai radioascoltatori, buonasera. Allora, onorevole, lei nemmeno 24-48 ore fa ha parlato al question time con il ministro Piantedosi e ha parlato ovviamente di sicurezza e di rimpatri. A che punto siamo? Allora, guardi, ho interrogato l'altro giorno, come dicerei mercoledì, il ministro Piantedosi per quanto riguarda la problematica dei CPR. Che io credo i CPR, cioè i centri di permanenza per rimpatrio, io credo che siano uno strumento assolutamente necessario. Sono contento per quello che sta facendo il ministro, che in questo momento in Italia ne abbiamo 10 e nella risposta al question time ha promesso di implementarli con altre 6. Perché vede, chi non ha diritto a restare in Italia e ha ricevuto un provvedimento di espulsione deve essere rimpatriato. Perché io credo che se i decreti di espulsione rimangono solo ed esclusivamente sulla carta, passa il messaggio che in Italia chiunque può entrare illegalmente e nello stesso tempo rimanere impunito. E quindi in questo quadro i CPR sono degli strumenti indispensabili e a differenza di magari come certi colleghi soprattutto di sinistra dicono che sono dei carceri, sono assolutamente contrario, non sono dei carceri, ma sono delle strutture necessarie per identificare chi non ha titolo per restare in Italia e successivamente procedere ai rimpatri. Perché secondo me, ripeto, senza i CPR i decreti di espulsione restano solo ed esclusivamente pezzi di carta. Certo. Senta, ma come possiamo rendere più chiara appunto e più incisiva questa attività? Perché non è possibile, tra l'altro, e in questo la Premier in questi giorni ha anche richiamato un tema che si è agitato anche sotto traccia nei giorni del referendum, cioè tutte le istituzioni dovrebbero remare tutte quante nella stessa direzione. E io credo che a qualche giudice, diciamo, saranno fischiate le orecchie, con tutto il rispetto per la magistratura, ci mancherebbe, perché stiamo parlando di una piccola minoranza politicizzata a dispetto di una stragrande maggioranza che lavora in modo spesso eroico, visti i posti e viste le dotazioni che si ritrovano. Ma guardi, io credo che lei tocca un tasto molto delicato e che purtroppo è alla luce di tutti. Ha detto bene, guardi, solo una minima parte di magistratura
indossa un vestito che non è quello dell'imparzialità e che la legge è uguale per tutti, perché quando c'è un magistrato che si schiera apertamente nel corso di manifestazioni contro le forze dell'ordine, io ho vissuto un'esperienza all'inizio della mia avventura in politica alla Camera con un magistrato in particolare, quindi non può un magistrato che deve andare a giudicare sui decreti di espulsione nello stesso tempo partecipare a una manifestazione contro l'immigrazione, cioè a favore dell'immigrazione clandestina. Quindi io purtroppo le devo dare ragione. Però vede, poi dopo l'azione incisiva da parte del governo, e a tal proposito i numeri parlano chiaro, cioè noi rispetto a quel picco che abbiamo avuto nel 2023 di sbarchi irregolari, poi sono diminuiti e oggi nel 2025 gli arrivi sono stati circa 66.000 contro i 157.000, quindi abbiamo avuto un calo del 58% che evidenziava nel question time il ministro Piantedosi. Però tutto questo, guardi, le posso dire che non è un risultato casuale, è un risultato frutto di un lavoro serio, di un lavoro fatto da Giorgia Meloni, dal ministro Matteo Piantedosi. Però non me ne voglia, ma devo per forza citare che questi risultati nascono anche da un cambio di approccio che ha saputo dare la Lega con Matteo Salvini, che ha portato avanti con grande coerenza negli anni. Perché quando Matteo Salvini era al Viminale ha avuto il merito di rompere quello che era chiamiamolo un tabù, ecco, che era stato portato avanti dalla sinistra, perché ha rimesso al centro quello che è il controllo dei confini e quindi il contrasto all'immigrazione clandestina e la difesa della legalità soprattutto. Tant'è che tutti siamo a conoscenza, abbiamo vissuto tutti quello che ha dovuto subire ingiustamente un ministro della Repubblica, nella fattispecie Matteo Salvini, per difendere i confini, che è stato tanti anni a processo. Io l'ho vissuto in prima persona perché era a Palermo, prima a Catania e poi a Palermo, per poi dopo concludersi con un nulla di fatto, con una soluzione addirittura della Corte Costituzionale. Quindi oggi il lavoro che è stato fatto e che oggi ci sono i frutti nasce da quello che è stato l'inizio da Matteo Salvini e viene portato avanti in maniera eccellente dal nostro ministro Piantedosi e il governo Meloni. Vede, onorevole, sì, dica. Sì, mi dica. Avvicinandoci alla conclusione di questa nostra chiacchierata e ringraziandola del tempo e della pazienza, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Quali saranno? Mi scusi, non è arrivato. I suoi prossimi impegni? Ma i nostri prossimi impegni sono assolutamente, continueremo a impegnarci affinché ci sia un paese sempre più sicuro, più vivibile. È quello che noi facciamo dall'inizio e porteremo avanti questa agenda di governo sempre all'insegna di rendere la nostra straordinaria comunità, la nostra amata Italia sempre più vivibile. Perché, vede, la differenza vera rispetto al passato è semplice. Oggi c'è un governo che affronta i problemi, cerca di risolverli e non li subisce come accadeva in passato. E io sono veramente molto contento del lavoro straordinario che sta portando avanti il governo Meloni e tutto il centrodestra, con in primis la Lega Salvini Premier. Molto bene. Allora, onorevole, io la ringrazio molto e al piacere di risentirci presto. Assolutamente sì, ringrazio io voi, Radio Libertà, per avermi data questa opportunità. Grazie e buon proseguo con il vostro programma. Grazie ancora. E adesso sigla, pausa, un breve jingle e torniamo subito. Qui Parlamento. Radio Libertà,
Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia. Allora, buona gente, diamo un'occhiata alle 18, 41 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà per questa puntata numero 1204 di oggi, venerdì 29 di maggio 2026. L'ANSA, Trump, riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. Il presidente americano, il nostro blocco sarà revocato, le navi ferme si preparino a tornare a casa. Arakchi, che è il ministro degli esteri iraniano, gli USA rinuncino alle richieste eccessive per raggiungere un accordo. Media Iran, la versione di Trump sull'accordo è un misto di verità e menzogne. Ancora, drone russo su un condominio in Romania, la NATO in allerta, Putin potrebbe essere ucraino. Mazzara del Vallo, scontro tra uno scuolabus e un'auto, 19 feriti, tra cui 14 bambini. Il conducente dell'auto era senza patente. L'importante è che i bambini non si siano fatti male, dopodiché ci penserà la giustizia. I dati Agenas, liste d'attesa in ritardo quasi 2 milioni di visite ed esami. Ancora i dati dell'Associazione Italiana di Oncologia, in Italia è guarito un paziente oncologico su 4, più politiche di sostegno a ricerca e assistenza. Un abbraccio forte a tutti voi, sorelle e fratelli della esenzione 048. Ungheria, il Pride di Budapest si farà, nessun motivo per vietarlo. Lo ha dichiarato la polizia ungherese dopo il cambio di governo e l'addio di Orbán. È arrivata una zappa al 340-670-9659. Buonasera Dan, sono circa 30 anni che sento discorsi del parlamentare in diretta come per l'autonomia. Risultati non se ne vedono. Per fermare l'immigrazione serve il pugno di ferro, non è possibile con un sistema democratico ermanno. E vabbè, caro Ermanno, che vuoi fare? C'è la Cina, quello è un bel posto dove si può stare senza tante rotture di coglioni. Basta però che si dica come dice il partito, perché se appena sgarri altro che democrazia, caro Ermanno. La Russia manco ne parliamo, figurati, non la metto nemmeno al libro. Va bene, adesso però noi parliamo di Islam, parliamo del loro sistema bancario clandestino, parliamo di indottrinamento. Ho sentito su questo Francesca Musacchio, valentissima collega del Tempo. State a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure Natalia. E allora io ho il piacere di ritrovare la nostra Francesca Musacchio, valentissima collega del Tempo, e la ringrazio come sempre della pazienza e del tempo che mi dedica, perché l'argomento è un argomento, ahimè, alquanto drammatico. Ce ne occupiamo da tempo in questa trasmissione, l'Islam politico. Intanto però, prima di passare a parlare della finanza di Allah e del discorso che Piccardo ha tenuto a Lukoil, tra l'altro su Adesbai ha preannunciato azioni legali verso chi permette questi incontri in cui si fa della becera propaganda, che peraltro è una mistificazione della realtà. Ecco, volevo chiederti una cosa: come l'hai visto il fatto che in nessuna parte d'Italia le liste presentate dal PD di candidati islamici non abbiano assolutamente fatto massa critica? Cioè, il pericolo è ancora lontano? Dimmi un po' tu. Intanto un saluto a tutti, a te in particolare, ti Ben trovata. ringrazio. Grazie a voi, grazie ancora per l'invito. Guarda, io ritengo che insomma forse non è questo quello che gli italiani vogliono, ok? Probabilmente non è questa la dimensione che poi viene interpretata dal Partito Democratico, dalla sinistra in generale, come una dimensione quasi accettata dalla società, e non è il problema di essere, lo siamo sempre detto, il problema non è Certo. essere musulmano, buddista o venire dal Bangladesh, non è questo, il punto è abbiamo la certezza che queste persone hanno assorbito e hanno deciso di vivere in Italia per vivere come secondo le regole italiane. È tutta lì la grande domanda, perché fare una campagna elettorale, così come ho visto riportato da molti colleghi in molte testate, parlando, invocando Allah, parlando in bengalese, in arabo, nella lingua,
Non lo so se è un elemento di integrazione, mi pongo questa domanda, perché, io non ho un problema a come dire, a sapere che quel candidato, che arriva dal Marocco, non ho questo problema, ho il problema di capire se effettivamente lui ha assimilato la nostra cultura, o meglio ha deciso di vivere in Italia secondo le regole che vivono in Italia, tra cui parlare l'italiano. Mi dispiace per voi, ma è così, cioè non in Italia si parla l'italiano, non so come dire, è un fatto, no, Sì, quasi abbastanza banale. evidente. Esatto, quindi la comunicazione di questi soggetti è stata una comunicazione sbagliata, dall'inizio. È vero, tu ti devi rivolgere alla tua comunità, ma, io non lo so che cosa si dicono in bengalese, capisci, cioè non la conosco questa lingua, quindi forse dovresti parlare in italiano. Ecco, è questo che forse ha un po' reso gli italiani diffidenti rispetto a queste scelte, e il risultato si è visto poi alle urne. Non c'è la capacità di esprimere un'integrazione che sia un'integrazione reale. E allora, io non è sempre il solito discorso, io non credo e non voglio e non penso che si debba rinnegare la propria cultura di origine, però se vivi in un posto probabilmente devi imparare a vivere secondo quelle regole, altrimenti, stai vivendo qui perché soltanto per lavorare mandi le rimesse nel tuo paese, e poi a un certo punto, quando avrai accumulato, diciamo quel briciolo che secondo te è, congruo, te ne rivai lì e arrivederci e grazie. Boh, non lo so se questa è la giusta è il giusto concetto di integrazione. Infatti. Non lo so. Però allora possiamo pensare che il famoso muro, il partito dei musulmani di Roma, sia destinato ad avere gli stessi effetti di quello che è successo alle altre liste islamiche presentate dal PD? Il problema è proprio nella definizione. Liste islamiche, le parole contano, le parole hanno un Sì, peso, sì, servono per nominare qualcosa. Quindi quando tu metti islamico, lista del PD o comunque lista islamica, già evoca qualcosa che, no? certo. Nominalmente ha un peso incredibile, quindi rispetto a questo peso probabilmente molti italiani dicono: "No, aspetta, come lista islamica? Fammi capire". La lista di partito, cioè nella lista del PD c'è un elenco di persone, c'è bisogno di specificare islamica, perché islamica fa pensare alla Sharia, fa pensare ad altro, no, Direi. allora esatto, quindi forse, le come dire, la previsione di fallimento sta proprio nella scelta dei termini. Ora non voglio dare indicazioni e suggerimenti, però secondo me la comunicazione è proprio sbagliata. Con questo non voglio dire che hanno tutti sono tutti radicalizzati o hanno, per carità, questo non sono io a stabilirlo, ci mancherebbe altro, però è l'uso delle parole che è sbagliato, così come l'uso del linguaggio, della lingua in cui tu parli in questo contesto. Non so, è evidente che sia così, almeno a me sembra evidente, poi non Sì. so se è evidente anche per gli altri. Lo è, lo è. Senti, ma in tutto questo, mentre ovviamente mediteranno sulla batosta elettorale, soprattutto al Nazareno, mi auguro, la cosa più interessante sono due inquietanti articoli, non inquietanti perché non inquietanti per colpa tua, ma per il contenuto naturalmente, che tu hai scritto sul Tempo. Allora, il primo, la finanza di Allah, come gli enti benefici vengono utilizzati per sostenere il terrore, e il secondo, il manifesto islamico italiano, i deliri di Piccardo, l'asse della resistenza da Hezbollah ad Hamas. Ecco, io ero arrivato, mi ricordo, subito dopo l'11 settembre del 2001 si era parlato del sistema di banca clandestina islamica, che è un sistema più o meno simile a quello che adottano i cinesi in Italia e più in generale nelle loro comunità in Occidente, per fregare la legge cinese che impedisce di esportare una determinata quantità di capitale.
Qui però siamo al passo avanti, cioè io ti do i soldi perché i bambini a Gaza stanno morendo di fame per colpa dei cattivoni israeliani, ma quei soldi in realtà dove vanno a finire? Nel caso dei Fratelli Musulmani è un gioco, come dire, quasi, perverso, nel senso che, loro, raccolgono fondi da vari enti benefici che sono stati costruiti negli anni in vari paesi del mondo. A che cosa servono? Non servono a fare la guerra, assolutamente la guerra con le armi, okay? Non servono a questo, servono a portare avanti quella che ormai è diventata, una definizione diciamo quasi dottrinaria, l'islamizzazione dal basso. E in che cosa consiste? Usano questi fondi per, attivare una serie di attività, scusa, la ripetizione, che tendono tutte a inserirsi nelle società, occidentali, Italia, Francia, Belgio, Stati Uniti, insomma, e entrarci in modo soft, okay, quindi organizzare eventi, organizzare scuole che non servono solo ai bambini di origine musulmana, ma servono anche a estendere questa, diciamo, scolarizzazione anche alla società, per entrare in modo per farsi "accettare" tra virgolette, è il soft power sostanzialmente, no? Sì, certo. E quindi vengono utilizzate per fare tutta una serie di attività. In realtà poi, questo ha come obiettivo imporsi in Occidente, facendolo non con le armi, non con la violenza, però aumentando il numero delle persone che abitano che vivono in Occidente, aumentando le attività che sono legate anche a una sorta di propaganda, no, questo fanno. E noi, democratici, noi, intrisi di cultura democratica dove tutti, per carità, hanno il diritto di esprimersi, ma non ci siamo accorti che negli anni questa infiltrazione capillare, tentacolare, è ormai ovunque. E quindi le visite alle moschee dove ti raccontano le visite nelle scolaresche alle moschee dove ti raccontano quello che vogliono, okay, attività di vario genere, convegni, moschee, tutto il mondo intorno a questa cosa. Questa si chiama islamizzazione dal basso, che non si fa con le armi, che non si fa con la violenza, ma si fa con così dolcemente, con la presenza, con vabbè, ma cosa fanno? In fondo hanno fatto un convegno, è questo. È quasi e i soldi servono a questo, i soldi servono per organizzare reti, per organizzare i contatti, per organizzare eventi. Ci sono delle vere e proprie agenzie, questo l'ho trattato in un articolo di un po' di tempo fa, ci sono delle vere e proprie agenzie che sono in effetti agenzie che organizzano eventi, no, come ce Certo. ne sono tante, in realtà però organizzano solo eventi di un certo tipo e, portano in giro per l'Occidente i predicatori, quindi organizzano, mini convegni in hotel, aperti al pubblico, eventi di vario genere, tutte cose che comunque, non sono, sospette, okay, ma che comunque servono a diffondere quel pensiero, quel modo di vivere, quel che se fosse fatto in buona fede ti direi: "Beh, insomma cosa c'è di male?" Ma io dalla fratellanza musulmana non nella fratellanza musulmana non vedo nessuna buona fede, se non quella di islamizzare l'Occidente, perché è il loro obiettivo di conquista, no, conquistare l'Occidente. E allora forse, gli spazi non è che devono essere ristretti, probabilmente ci vuole un controllo, così come, ehm, viene fatto da alcune, diciamo anche, istituti di ricerca, insomma internazionali, su questi fondi, su dove arrivano, cosa fanno, come si muovono, no, chi li paga, chi fa arrivare questi fondi. Ora l'ultima, come dire, indicazione
arriva di nuovo dagli Stati Uniti e ha nel mirino, per esempio, quella famosa, chiamiamola agenzia, ente, società, associazione che ha portato a Cuba, attraverso questa carovana, tra virgolette, terrestre, persone, alcuni componenti anche italiani a Cuba per portare solidarietà e aiuto al popolo cubano. Ora viene fuori da una ricerca di un istituto americano che sulla circostanza di questi fondi e sulla proprietaria un'americana di questa associazione ci sarebbero delle ombre quantomeno fiscali, ok? Per legami che lei avrebbe avuto con l'Iran, presenza in Iran, legami con Hamas, insomma tutta una serie di cose che rendono opaco il quadro di questi finanziamenti, di questi soldi che arrivano a questa associazione. È Insomma, tutto lì. insomma, non ci facciamo mancare proprio niente. E però questi soldi sono soldi che possono servire a mettere in piedi convegni come come quelli che Hamza Piccardo, il capo dell'UCOI, tiene nelle università italiane, andando a spiegare agli studenti italiani che il 7 di ottobre ha visto la resistenza palestinese, quindi gli assassini di Hamas non sono più degli stupratori e squartatori, ma sono dei partigiani, quindi in realtà sono degli eroi che lottano per la libertà contro il colonialismo israeliano, contro della gente orribile che pensa quel sabato mattina era andata a un concerto semplicemente per ascoltare della musica, bere una birra e se possibile fare l'amore con qualcuno. Mi sembra veramente coloniale tutto questo. Cioè, e il bello è che se la bevono e poi dobbiamo stare a sentire che c'è il genocidio, che ci sono tutta quella serie di ciarpame, appunto ideologico, che è stato riversato addosso ai ragazzi e all'opinione pubblica. Allora, in questo discorso di cui ho scritto, lui lo ha fatto il 9 maggio, non in università, poi ha parlato dopo per spiegare l'editoria islamica. Anche lì, vabbè, comunque. In realtà questo discorso di cui scrivo lui lo ha fatto all'interno di un convegno che si è svolto il 9 maggio a Roma, organizzato dalla rete anti-imperialista, questa rete così di persone che, per carità, ognuno la vede come vuole, l'asse anti-imperialista, va bene, e in questo discorso lui, tra l'altro un discorso costruito bene, nel senso dal punto di vista della sua narrazione, ok? Però ci sono delle cose che dovrebbero far riflettere e quindi lui il 7 ottobre 2023, quando Hamas attaccò in modo orribile e violento i cittadini israeliani, entrando di fatto in Israele, commettendo stragi, violenze, stupri, eccetera, eccetera, e il 7 ottobre diventa qualcosa che è nato perché un popolo assediato ha reagito. Non una parola sulla violenza, sui morti, sugli ostaggi, sulle donne violentate, sui bambini uccisi, niente di tutto questo. Una giustificazione totale di quello che quel giorno è stato commesso. Ora, perché? Perché la resistenza islamica, quindi la resistenza islamica, che è quella che riguarda Gaza, ma che riguarda anche l'Iran, è qualcosa che contrappone il kfur, quindi la miscredenza, gli infedeli, al resto, a loro. Quindi la resistenza si contrappone agli infedeli. Ora, se a un certo punto il popolo assediato, quindi in questo caso i palestinesi, oppure
gli iraniani hanno rotto l'assedio, ma nel caso del 7 ottobre, secondo la sua narrazione, i palestinesi hanno rotto l'assedio, hanno attaccato gli assedianti e quindi questo va bene. Non c'è una parola contro quella violenza. E allora è singolare come ragionamento. Io come dire, non ho un giudizio e non giudico essere pro Gaza o pro Israele, non è questo il punto, è che lì in quel discorso si giustifica comunque la violenza. Si dice, beh sì, l'hanno fatto, è vero, l'hanno fatto perché, ho capito, però così giustifichiamo tutto, così giustifichiamo, non c'è la differenza sostanziale tra la guerra che già non dovrebbe esistere per sua definizione, ma comunque esiste, fa parte dell'essere umano, però non c'è differenza fra l'obiettivo militare e l'obiettivo civile indiscriminato, non c'è differenza tra l'attentato e diciamo la reazione militare. Non c'è cioè, tutto diventa normale, tutto diventa giustificato, l'avversario non è più solo un nemico, ma è un kfur, è un miscredente, quindi diventa tutto, rientra tutto nella categoria della religione e questo è preoccupante. Non si può pensare che questo sia un ragionamento che all'interno di una cornice democratica come quella che esiste in Italia, un discorso del genere possa essere accettato. Tra l'altro questo convegno che si intitolava Capire l'Iran era un convegno che sì, è avvenuto all'interno di una sala, poi però il video di tutto il convegno è disponibile su YouTube, quindi non è più un evento privato, diventa un evento pubblico nel momento in cui tu metti su YouTube tutto il convegno, quindi a disposizione di chiunque, diventa pubblico, è in piazza, ok? Se all'interno di un evento privato ognuno dice quello che vuole e rimane privato, quindi chi sta là dentro ascolta ed è consapevole di quello che ascolta, nel momento in cui tu diffondi, forse lì un problema c'è, non so, eh, probabilmente dovremmo interrogarci su questo, no? E capire veramente se se questo tipo di ragionamenti che non distinguono la violenza da una legittima reazione anche militare, voglio dire, la guerra è così, ma si combatte militarmente, non la voglio giustificare, ma ha le sue regole. Qui le regole non ci sono neanche della guerra e c'è una serie di omissioni nel suo discorso e quindi sì, il massacro scompare totalmente dalla sintassi per quello che riguarda il 7 ottobre e compare la parola kfur, miscredenti. E io ascoltandolo, perché l'ho ascoltato tutto, cioè non quel giorno, ma ripeto, è su YouTube, quindi io l'ho ascoltato tutto, insomma, ho avuto un momento di riflessione e anche di preoccupazione. Poi, per carità, lui non chiama assolutamente al compimento di nessun atto violento, non compare un ordine operativo, colpire oppure imitare organizzazioni attentati, assolutamente questo non lo fa, però sul piano politico e retorico la costruzione apologetica mi sembra evidente, perché non è che spiega quali sono i gruppi. Addirittura a proposito di Hezbollah e di Hamas e della Jihad islamica in Palestina, lui dice testualmente: non è soltanto una galassia militare, ma è una nuova forma innovativa di politica internazionale fondata sulla legittimità morale e sulla solidarietà religiosa. Andiamo bene. Allora questo lo dice lui, non lo dico io,
Quindi sono come dire, una forma innovativa di politica internazionale. Sì, Eh. decisamente. Cioè, è Decisamente. pesante. Le parole pesano, le parole hanno un peso, le parole servono a nominare qualcosa. Questo non ce lo dobbiamo mai scordare, sono nominative. Una parola pesa e queste pesano terribilmente se si arriva a definire una galassia militare come Hezbollah, Hamas, Jihad Islamica. Hamas, tra l'altro, riconosciuta come organizzazione terroristica, quindi va bene, è una forma innovativa di politica internazionale. Io questo è quanto, cioè è imbarazzante, mi rendo conto, ma è così. E quindi è una narrazione dove la una narrazione che ingloba la violenza, che ingloba poi anche l'Iran. L'Iran è descritto come un paese che sta resistendo. Non c'è una parola durante questo convegno su gli arresti, sui dissidenti impiccati, sulle persone, sugli arresti politici, non una parola su tutto questo, sulle persone morte, uccise dal regime durante, non solo in in questi ultimi mesi, da gennaio, febbraio, no, ma in generale non c'è una parola su tutto questo, non c'è una parola sulla condizione delle donne, non c'è una parola su questa roba qui. Niente, non viene ricordato mai, ma non solo da Picardo, neanche dagli altri partecipanti a questo convegno. Quindi la mia domanda è: chi ascolta diciamo, gli interventi di questo convegno e non ha il tempo, la capacità, la possibilità, gli strumenti per vedere anche l'altra narrazione dell'Iran, pensa che il regime iraniano sia un posto perfetto, meraviglioso, e che i soliti cattivoni americani hanno stanno bombardando perché sono cattivi, perché sono imperialisti, perché non c'è contraddittorio in questo, però ripeto, il contraddittorio all'interno di un evento privato non è richiesto, non serve, però se poi diventa pubblico, lo metti su YouTube, diventa pubblico, forse il contraddittorio lì servirebbe, quantomeno una voce che ricorda: scusate, ma allora gli impiccati iraniani, scusate, ma il regime, le condizioni delle donne, i dissidenti, gli arresti le carceri, cioè tutta questa roba qui, giusto per fare una domanda, no? Però non è Certo. stato possibile perché ovviamente questo evento era, diciamo, tra virgolette, chiuso e poi dopo era finito su YouTube. Giusto per chiedere, no? Come la pensano su queste cose, magari riescono a darci anche una spiegazione, no? Magari gli impiccati non scopriremo che non sono impiccati, si sono impiccati da soli, Infatti, no? Può infatti. essere, per carità, può essere anche questo. Potremmo dire che le donne hanno pari opportunità agli uomini, chissà, magari è così, però una domanda, un contraddittorio sarebbe stato interessante, invece no. E allora è preoccupante. Almeno ci sono delle domande da farsi. Ripeto, non era un evento privato, lo è rimasto fino a un certo punto, perché è importante. Spingo su questo perché è importantissimo, qui fa la differenza, perché se quell'evento fosse rimasto privato all'interno della sala dove l'hanno fatto, nessuno avrebbe avuto, come dire, da ridire, e soprattutto se non sei invitato non sai quello che si sono detti, però poi voi lo rendete pubblico mettendolo su YouTube a disposizione di tutti. È lì che, come dire, sta la differenza, no? Sì, È lì che sta la differenza, perché poi quel video, come l'ho visto io, può essere visto da milioni di altre persone, non solo in Italia, nel mondo, e la versione è unica, unica in un modo a cui a me non piace, ma non deve piacere a me, non è questo il punto. Che piaccia o no a me è assolutamente irrilevante. Mhmm, il contenuto che forse, potrebbe essere un po' più,
preoccupante da un punto di vista generale, non mio personale o di chi la pensa come me. Decisamente. Senti, Francesca, ma allora come si risponde? Come si trova una soluzione a un problema del genere? Qual è la risposta ad affermazioni simili? La risposta io, nel mio piccolissimo ho provato a darla, diciamo, scrivendo un articolo sul Tempo, insomma, provando a evidenziare le criticità, diciamo, di questo, ragionamento. Dopodiché, io, faccio fatica a trovare una soluzione fino a quando ci saranno realtà politiche e istituzionali che tutto questo lo tollerano in nome di la libertà di espressione costituzionalmente garantita, che quella esiste, per carità di Dio, e infatti nell'articolo io specifico molto bene che a livello, diciamo, giudiziario, arrivare a inquadrare questo discorso all'interno di un reato, non è, diciamo, non è semplice, non è automatico, non è detto che accada, perché ripeto, il discorso è costruito benissimo, okay, ha dei confini e non li oltrepassa, okay. Ad esempio, non si usa la parola infedeli, si usa la parola miscredenti, e non è una scelta casuale, perché la parola infedeli richiama subito, evoca immediatamente la propaganda di ISIS, di Al-Qaeda, okay, e quindi è chiaro che quello avrebbe, creato molto più allarme, no. Miscredenti rimane ancora una forma, meno, meno automaticamente riconoscibile e attribuibile a determinate compagini terroristiche, no, quindi è un discorso costruito benissimo, molto bene da questo punto di vista. Quindi lui rimane assolutamente all'interno di ciò che è legale. Quindi l'illegalità non è contestabile, okay? E questo, è importante che venga fuori. Però emerge allo stesso modo come la categoria religiosa non accompagna la politica, ma la sostituisce. Allora qui siamo in un altro campo, no? Sì. Poi, ed è il campo del Kfur. E quindi, diciamo, è preoccupante, questo fa parte, insomma, di quella islamizzazione dal basso di cui parlavamo prima. Infatti. Sì, purtroppo. E noi allora Quindi continueremo a vigilare su tutto questo e a raccontarlo, perché il modo in cui certe cose prosperano è grazie al silenzio, e noi non abbiamo intenzione di stare in silenzio. Tutto qui. Esatto. Francesca, Assolutamente. io ti ringrazio come sempre, ti auguro buon lavoro e insomma al piacere di risentirci presto allora. Grazie a te, buon lavoro a voi, un sa Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:15 e 17 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, puntata 1294, 1204 di Chilometro Zoom. Adesso mandiamo in onda la chiacchierata con l'amico Ale Musella e poi ci salutiamo con Jost Klein, Summer Vibes 2019. Ci ritroviamo domani alle 9:35 col garage dell'Alfista, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora, questa sera da quel di Dubai abbiamo con noi di nuovo Ale Musella con un gradito ospite. Chi è? Ciao Ale.
Ma siamo già partiti con la Sì, registrazione? sì, siamo già partiti. Ah, ok, perfetto. Luca Lombardi, presentati. Ciao, sono Luca Lombardi, sono un fotografo italiano, ho vissuto per molti anni a Sanremo, sono qui a Dubai dal 2014 e sono specializzato in campagne per grossi brand, Estée Lauder, Clinique, Bobbi Brown, Gucci, cose simili, molta ritrattistica soprattutto per CEO, personaggi un po' di rilievo, e ultimamente sto iniziando un percorso con Alessio Musella che curerà la creazione, diciamo, di un paio di serie artistiche su cui sto lavorando. Non so quanto possiamo dire, quindi lascio Alessio dire tutto ciò che si può dire finora. Allora, intanto benvenuto e complimenti, ma la domanda è: con che cosa si lavora? Allora, intanto ti faccio vedere una cosa, però mi raccomando. Allora, sì. Questa è, stiamo parlando di questo. Questa è una foto di Luca. Bella. Composizione che ricorda un po' Arcimboldo per certi versi. Sì, la parte superiore infatti tra l'altro è stata fatta da una fiorista, una compositrice, per cui è tutto quanto fatto in maniera senza AI. Infatti questo è fondamentale nella documentazione di come vengono fatti gli shooting fotografici, perché altrimenti adesso tutti pensano che basta schiacciare un pulsante, sì, e su questo invece Luca è molto bravo perché documenta il backstage, e questo è fondamentale. Sì, sì, craft over AI. Craft over prompt. E questa è la cosa più importante, direi. Con che cosa lavori? Nel senso tecnico? Tecnicamente? Tieni presente che Antonino è un fotografo. Ah, ok. Allora, io lavoro con GFX, quindi Fujifilm GFX. Questa è stata fatta con GFX 100S, quindi lavoro medio formato. Grazie. Lavoro anche, ma non per questa serie, con medio formato analogico. Mamiya. 120. Sì, col 120, ma ho una Mamiya RB67, ho una Zenza Bronica ET-RSI, ho una Kiev 88 che è la versione sovietica della Hasselblad 500 CM, detta la Hasselbladsky. Scusate, io sto andando in brodo di giuggiole e mi dispiace per quelli che non sanno di quali opere d'arte quest'uomo si serve, ma vi posso garantire, lo dico pubblicamente, che il signore sì che se ne intende, come si suol dire. Molto bello, no? Io il mio 120 si ferma a una Lubitel 166. Tra l'altro devo andare ancora a pigliare le fotografie che ho scattato il mese scorso, ma quindi ecco, intanto mi piace molto il fatto di avere i piedi piantati saldamente con le radici nei fondamentali dell'analogico, ma la testa proiettata bene nel futuro del digitale, perché mi è capitato, vi voglio raccontare questo curioso fatto che mi è accaduto qualche mese fa. Mi avevano proposto di collaborare con un trimestrale. Allora si fa questa riunione per fare squadra e mi presentano il fotografo che è anche come si dice, il grafico, il responsabile della grafica. Allora in questa videochiamata collettiva io gli dico: bene, visto che sei fotografo, dimmi che cos'è questa qua. Tiro fuori la mia Leica M3 e gliela mostro. E questo fa: che cos'è, una reflex? No, gli ho detto io, assolutamente. Poi comincia a fare le battutine. Allora forse una semi-reflex. Quale semi-reflex? Non esiste è un terzo reflex, sì, due detto, terzi no. Dice, ma è una mirrorless. Gli ho detto, ma non hai capito, eccetera, eccetera. Questa è una Leica M3, non sai nemmeno che cos'è. Vuoi fare il fotografo? Vabbè, lasciamo perdere. Ecco, mi piace molto questa idea appunto della fotografia che non è soltanto digitale ma anzi analogica. Allora la domanda che io pongo è questa: come si fa arte con l'analogico, come si fa arte col digitale nella fotografia? Allora, adesso dico una cosa io, perché quando parliamo di fotografia e arte abbiamo dialogato con Luca, proprio lui mi ha detto: come mai hai scelto di seguirmi? Perché ho visto creatività, ho visto tecnica, ho visto idee e poi ho visto anche la realizzazione finale, per cui ho già scritto un testo sulla foto che hai visto prima, e per cui da lì siamo partiti.
Lui ha un ottimo studio in mezzo al deserto, anche questo mi ha affascinato molto, un studio ben preparato dove io ho visto le macchine fotografiche di cui lui ti ha parlato, perché le ha esposte e le utilizza, per cui non è un museo, ma è arte produttiva, cioè nel senso comunque le utilizza e sa utilizzarle. E già questo oggi, dove tutti si reputano dei fotografi, è importante. Infatti sono contento, conoscendo la tua capacità e la tua conoscenza in campo fotografico, che abbiate dialogato in un certo modo, perché probabilmente l'80% di chi ci sta ascoltando non ha capito niente, ma che vadano a documentarsi. Allora, a prescindere da questo. Per cui la fotografia diventa arte, come tu sai, Antonino, come abbiamo sempre detto, sì, quando c'è un'idea, perché la tecnica può essere ripetibile, nel senso tu studi e puoi avere la tecnica, ma le idee, le capacità, l'unione dei pensieri, questo diventa poi quello da raccontare dietro a quello che può sembrare un semplice ritratto. E quello che mi è piaciuto molto di questa serie qua, quella che ti ho visto, io l'ho chiamata l'urlo del silenzio, nel senso che comunque ti dà la possibilità di dialogare, per cui l'osservatore può immedesimarsi e può raccontare la propria storia attraverso un'immagine. Quella che invece alcune volte attraverso un ritratto puro fai fatica, perché un ritratto ti racconta un volto. In questo caso invece ti racconta un sentimento, una sensazione. E questo è quello su cui stiamo lavorando e per cui ci stiamo confrontando. Per quanto riguarda invece la capacità tecnica di trasformare, e per cui si parla di stampa, di capacità di carta e quant'altro, parla a te. Ok. Prima di tutto vorrei dire che quando si lavora con il digitale, ci sono due modi di lavorare col digitale, secondo me. C'è un digitale molto veloce, che sono mirrorless APS-C o una Canon R5, queste cose sono molto veloci. E poi c'è un digitale lento, perché quando scatti con una GFX o quando scatti con un Hasselblad, con una Phase One, lo scatto non è ovviamente lento e deliberate, non so come dire in italiano, è ragionato come si farebbe con il film, ma è uno scatto molto più lento, è un modo molto più lento di lavorare, sono file molto più pesanti da trasferire, c'è molto più ragionamento, perché non è una macchina con l'autofocus istantaneo, non è una macchina che ti permette di fare una raffica di 45 foto al secondo, quindi è un modo di lavorare che ha molti pregi del digitale, ovviamente perché hai dei file allucinanti sulla GFX, come puoi ben sapere, ma soprattutto è una macchina lenta, ti costringe a ragionare un pochino di più, e mi accorgo che quando faccio quando faccio sessioni di ritratto con la GFX creo molti meno file di come farei quando, ad esempio, scatto con una Fuji X-T4 o con una Canon full frame, perché è un ragionamento diverso. Tu sai già che porti più rispetto, diciamo, verso il file che stai creando. Non so come spiegare. Magari per una persona che sente dice sono sempre pixel, non è che stiamo parlando, ma se tu poi lavori con questi diversi tipi di macchina, porti un rispetto diverso. Sai già che devi mettere più sforzo nella preparazione, perché con la giusta preparazione tu crei un file che è già il 90% dove dovrebbe essere, perché hai un transiente di colori, hai una profondità che non hai con una mirrorless veloce che ti porteresti quando vai in vacanza da qualche parte. Quindi hai molto più reverenzialità, diciamo, scusa, il mio italiano dopo 12 anni che abito qua è allucinante. Non ti preoccupare. Hai molto più rispetto verso il file che crei, perché sai che da quel file può nascere una stampa di 3x8, sai che quel file potrebbe avere i giusti colori, la giusta risoluzione, tutto è per fare strada, anche se poi il momento può essere catturato con un cellulare, ma non stiamo parlando del momento. Quello che noi creiamo, quello che io creo, non è il momento. Non sono un fotogiornalista, non sono uno street photographer, quindi io cerco di creare, è come se un pittore crea su tela, cerco di creare su una grossa tela. Ecco, io adesso da profano vi dico, da profano parlo come se fossi appunto quello che sono, un architetto, un interior, è come quando tu hai da predisposizione un appartamento, tu puoi metterci quello che vuoi, ok? Però parti dal presupposto di fare tutta l'impiantistica in modo tale che adesso mi serve questa luce qua, però ho già creato il modo che domani posso schioccare le dita e avere tutto quello che voglio. Mi sembra di aver compreso che è un po' questo, quando tu inizi a lavorare in una certa maniera, poi che dopo venga fuori una foto che è 30x40, però tu sai
quando parli appunto di reverenza, chiamiamola così, che tu stai lavorando in modo tale che tu possa avere il massimo che tu puoi ottenere appunto sull'atto di gioco di parole da quel file o comunque da quella fotografia lì. E questo ti dà anche più... Io vedo che quando scatto... Sembra che io stia facendo pubblicità per Fujifilm, ma non è così. Quando scatto con la GFX ho molta più passione che quando scatto con un'altra Fuji che adoro, che è la X-T4, che mi dà... che esempio, poi la X-T4 che ha controlli analogici, diciamo, perché hai delle leve, delle rotelle fisiche, mi dà molta più soddisfazione che scattare con una Canon 5D Mark III. Quindi ci sono macchine che già il processo stesso di creare la foto ti dà una sensazione che ti porta, diciamo, i tuoi sentimenti e il tuo mood nella direzione giusta per creare qualcosa di più importante. Io mi permetto di osservare questa cosa perché giusto ieri c'era una discussione in cui si parlava con un'amica di fotografia analogica e digitale. Mi è stato detto, dice, ma per quale motivo fare le fotografie ancora con rullini nella pellicola, visto e considerato che oggi si possono fare belle foto col cellulare? Allora io lì, oltre ad avere i brividi sulla schiena, mi sono permesso di fare questa osservazione e ho detto, con la macchina fotografica tu fai una fotografia, cioè è come la tela e i pennelli appunto, e ci metti del tuo. Ed è una cosa tua. Invece il cellulare, che fa tutto in automatico, è soltanto l'acquisizione di un'immagine, ma non è fotografia. Esatto. La fotografia è quella cosa che ci penso io, ci metto mano io, l'apertura la scelgo io, i tempi li scelgo io e compongo l'immagine pensandola, meditandola e ho solo 36 possibilità che peraltro sul rullino basta ne avanzano. Per cui quando tu mi dici che con la F100 riesci a fare un procedimento quantomeno di preparazione dell'immagine che è sostanzialmente un procedimento analogico, perché sei sempre tu che decidi e mediti aperture, luci, diaframma, eccetera, 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 allora io ti dico è ancora fotografia. Quando invece giriamo tutti il tastino su automatico oppure premiamo il bottoncino rosso, quella fotografia per me non è. Scusa se te lo dico. L'acquisizione di immagine, hai detto giusto. Cioè, quella è un'acquisizione di immagini del cavolo, come la può fare una qualunque banale telecamera che sorveglia il traffico sull'autostrada del Sole, ma non è quello che ci metti tu. Tu non ci sei in quell'immagine, questo è il punto. Hai ragione. Ma infatti allora questo è il nodo focale legato a tutti gli improvvisati. Io sono contento di questa puntata che è un po' più tecnica del solito, soprattutto sulla fotografia. Io sto godendo come un riccio, per cui lo so, state andando benissimo. Lui non lo so, ma io sì. Ma perché così anche le persone che ci stanno ascoltando, che ci ascoltano, perché poi ricordiamo che c'è il podcast e poi dopo lo mandiamo anche in giro, al di là della diretta che c'è stasera alle 7, sì. Almeno la gente capisce che cosa vuol dire fare il fotografo, essere un fotografo, che non è semplicemente, capito? Allora, adesso vi racconto, tu lo sai già, no? Quell'aneddoto di Gastel. Io l'ho intervistato tante volte Giovanni e una volta lui mi disse, Alessio, sai, quando si parlava di pellicola, parlavamo di pellicola, la pellicola costava, cioè quando tu vai a stampare comunque è tempo, costo. Per cui quando arrivavano i modelli o comunque quando dovevo fare le fotografie e capivo che non andava bene, per cui non volevo sprecare, al mio assistente dicevo prepara la pellicola francese. E che cosa vuol dire? La pellicola francese vuol dire che non c'era dentro la pellicola. Tu sentivi il click, il personaggio davanti era contento, poi passa un altro, però almeno non sprecavi la pellicola. Per cui Gastel usava questa dicitura quando aveva davanti un soggetto che non andava bene, allora quando parlava di pellicola francese non c'era la pellicola. Questa è una figata. Ma mi accorgo, vorrei aggiungere solo un'altra cosa. Sì. A volte, quando io, ad esempio, quando compro una memory card per la macchina fotografica, dico, la devo prendere 128 giga, devo prendere 256 giga, perché ho sempre paura che sono fuori per uno shooting e non ho abbastanza memoria. Ma molte volte sono andato a fare uno shooting analogico con la RB67, quindi 6x7, con rullino da 120, dove hai solo 10 esposizioni, e io sono tornato a casa che ne avevo fatte solo 4, solo 6, e quindi dovevo aspettare la settimana dopo, 2 settimane dopo, da avere qualcos'altro per riempire quel rullino per portarlo a sviluppare. Beh, quindi ma io il rullino della Lubitel l'ho finito in un anno, 12 pose, che tanto dire.
Eh sì, Perché poi è normale, è bella, normale. è bella quella sensazione di angoscia che hai quando le metti sullo scaffale col rullino dentro, perché dici, e io ora quando lo finisco? Per esempio, io ho qua la Leica sulla scrivania davanti al computer mentre vi parlo e ci sono solo 5 scatti fatti e gli altri 31 io quando me li faccio. Cioè, Ma io, paradossalmente dà anche questa angoscia che non provavo da decenni. sì, sì, ma io l'estate scorsa ero in Polonia, avevo con la Olympus OM1, quindi analogica 35 mm, Sì, sì. ho fatto una foto bellissima, una vecchietta bellissima in un mercato, e io c'ho ancora 8-10 foto da finire, non so cosa fare. C'ho i cammelli, ho fatto una foto al cammello, c'ho un cucciolo nuovo, ho fatto una foto al cane, ma sto cercando di pensare come lo finisco questo rullino, perché voglio vedere la foto di quella vecchietta dell'anno scorso. E sto ancora, quindi sì, questo è un bel problema da avere, ma è un problema. Tra l'altro il problema di soggettistica lui non ce l'ha, perché vive in uno splendido spazio in mezzo al deserto, circondato da dromedari, da gatti, cani, cavalli. Infatti ci sono stato l'altra sera e non andavo più via. Ho fatto 18 fotografie con tutti gli animali, mancava probabilmente, non so, l'aquila reale, ma c'avevo anche coccodrillo, cioè nel senso, che per me, per un fotografo, vivere in un ambiente del genere è estremamente stimolante, perché tu esci dal suo studio che è high tech, per cui ha tutto quello, potresti uscire da un studio di Milano, ok? Per cui estremamente molto white cube, cioè molto preciso, molto... E poi fuori hai il deserto, per cui hai una serie di soggetti che ti stimolano. Però quello che a me è piaciuto di Luca è proprio la capacità di riuscire a discernere tra la tecnica pura, la soggettistica, la ritrattistica e poi l'idea creativa. Perché è questo che mi stimola in un fotografo, l'idea creativa, perché voi avete parlato di tecnica ed è fondamentale quando vai a stampare, perché comunque nel mondo del collezionismo di fotografia è vero che vanno molto a sentimento, mi piace il soggetto, però devi anche spiegargli, cioè difficilmente arrivi in quel tipo di mondo con il telefonino, anche se può sembrare la foto simile a quella che hai fatto, perché comunque ti chiedono anche come ci sei arrivato. Questo è proprio per evitare che anche nel mondo del collezionismo fotografico arrivi l'impreparato o come si dice, lobbista, ok? C'è un background dietro. La stessa cosa che io chiedo quando uno mi fa un astratto: sei capace di fare il figurativo? Quando sei capace di disegnare, quando sei capace allora puoi distruggere la materia. Come Chi era? Picasso aveva detto a 6 anni ho imparato a dipingere fino a 16 anni ho dipinto come Giotto e adesso posso permettermi di fare quello che voglio, ok? Per cui questa è la base fondamentale. Ci sei, Anto? Sì, ci sono. Ecco, Volevo fare vedere una cosa all'amico Luca. Allora, sempre a proposito del fatto che nella fotografia ci metti di tuo. Io non sono ovviamente un fotografo professionista, però mi permetto di mostrare queste 2 o 3 cose, questi 2 o 3 rullini che ho sporcato. Allora, questo è Monterosso al mare nel gennaio del 24. Questa è una pellicola, la Fuji 200, quindi proprio la normalissima pellicola che si compra in negozio, con uno Zeiss Tessar e una Praktica L2 fatta nella Germania Est negli anni 70, tanto per dire. Questa è la foto che mi sono messo come sfondo del computer perché secondo me è una delle foto migliori che ho scattato nella mia infinita mediocrità. Questa è la stessa macchina, però con il grandangolo, il Mayer da 30 mm, il Meyer Gorlitz, e questa qua, per esempio, è l'Ilford, l'FP. Avrei detto Ilford 50. Avrei detto Ilford 50. Avrei detto Ilford, sì, stavo pensando Ilford quando ho visto l'anteprimina piccola. Sì. Avrei dovuto dirlo prima, così sarei stato più figo. È l'FP 125 questo qua, però. E questo è i lavori al peschereccio Savonarola, stavano riparando le reti alla Spezia. Dopodiché passiamo alla Leica. Questo è sempre pellicola, il Fuji 200, però la cosa più bella, mi piace molto il modo in cui rende acquerellato, specie il colore del cielo, le sfumature delle nubi. I blu e i verdi sul Fuji sono molto diversi dal Portra o dal... Vabbè, ma poi il Portra è molto più fine anche come grana e tutto il resto.
Questa è una Vespa del 58 che ho fotografato in un bar, però vabbè, questa non c'entra niente. Però Allora, che cosa voglio dire? Allora, le fotografie di Antonino le conosco perché sono un diario di viaggio e a me Esatto. piacciono molto, perché parte dell'aspetto fotografico è quello proprio di raccontare delle storie. Per cui è bello, però è bello vedere ancora le persone che vanno in giro con la macchina fotografica, perché allora si sono concentrate e hanno un percorso da fare, che non è la stessa cosa di che bella, faccio la foto col telefonino. Per cui quello, quando io vedo ancora le persone con la macchina fotografica mi emozionano. Sì, io vado in giro, cioè quando viaggio con la Vespa mi metto la macchina fotografica a tracolla nella borsa pronto, se è il caso mi fermo e sparo la mia foto. Quindi, Antonino, mi fai una cortesia? Vai sull'account Luca Lombardi. Luca Lombardi Foto, perché voglio vedere, perché lui sta facendo dei ritratti. Sì, sta facendo dei ritratti alla bellezza matura, chiamiamola così, giusto? Per cui volevo far vedere anche, c'era un video anche che faceva vedere il backstage, piuttosto che, se non sbaglio. Penso di sì. Perché mi piacerebbe far capire anche a chi ci sta ascoltando che cosa c'è dietro uno scatto. Per cui lo scatto è solo la parte finale di un percorso ideale che andrebbe portato avanti così, ed è fondamentale. A me piace anche molto il fatto che Luca come fotografo racconti tutto il back, perché altrimenti alcune persone se lo perdono. Ce l'hai fatta tanto? Luca Lombardi Foto, eccolo qua. Sì signore, certo che ce l'ho fatta. Momento che apro di nuovo la condivisione, eccolo qui, lo sta caricando, segui ovviamente. E grazie, adesso ricambierò appena ho il telefono in mano. Condividi Firefox, eccolo qui, condividi, voilà. Mentre condividi? Sì. Ok. Volevo dire una cosa, girare con la macchina fotografica al collo, diciamo sì, è una cosa bella, ma soprattutto è un ottimo inizio di conversazione con persone affini. Io quando cammino con la macchina analogica al collo finisco sempre per fare ottime conversazioni davanti a un cappuccino con gente mai vista prima. Quindi anche questo è meglio, è quasi come avere un cucciolo. Sì, esatto. Allora, vai sulla donna matura. Questa signora, la quarta foto. Bravo. Questa qua, sì. Eccola, okay. Perché l'altro sei tu, non sei una donna. Ecco qua. Questa Vedi? bella signora, Vera si chiama. Sì. Vedi, allora, vedi come viene raccontato lo scatto, perché altrimenti uno dice, beh, ho visto lo scatto finale, e invece è fondamentale, per cui questo, tra l'altro, questo è lo studio del deserto. No, questa qua è casa sua, perché lei vive, veramente lei ha viaggiato per tutta la vita in tutti i continenti, ha sempre portato opere e manufatti, quindi lei ha una casa, ha due case, che sono dei musei, dove trovi pezzi museali veramente da tutto il mondo. Quindi quando l'ho conosciuta, dal momento che è la madre di un mio amico, l'ho conosciuto, ho detto no, io ti devo fotografare. Poi è anche una bellissima donna, se tu guardi le foto dopo, ci sono dei ritratti di lei, ha più di 70 anni e eccola qua, bellissimo. Sì, ha un bellissimo volto, tra l'altro. Sì. Questo mi ricorda molto l'Afghana. Sì, quella sulla copertina del National McCarry, dell'84. Me lo ricordo. La ragazza dagli occhi smeraldo. Sì, che poi però lei invecchiando è cambiata moltissimo, era meglio non vederla. Sì, decisamente. Quello però è stato l'apice del Kodachrome. Sì. Comunque vedi questi scatti, è un racconto, anche questo è un racconto visivo, ma perché sono qua poco gioca nel vagamente a fare la Madonna, un po' una Madonna, un po' una Santa Rosalia. Che poi dopo io, essendo un curatore e un critico, su queste immagini io riesco a scrivere, capito? Perché ogni immagine mi dà un'emozione diversa e una sensazione diversa, per cui esula dal ritratto fine a se stesso. Ti dico un trucco che ho, che mi aiuta a fare dei bei ritratti, perché a me piace fare ritratti di posa, ma a me piace anche avere il soggetto che è a suo agio, stiamo parlando e poi pum, faccio una foto, come nella foto dove ha le mani davanti alla faccia e sorride. Una cosa che aiuta moltissimo è che durante la maggior parte del tempo nei miei scatti in studio ho 2 cani e 4 gatti che girano, e quindi la gente è in un ottimo stato d'animo, si ride, si scherza, non sono mai serio, sto sempre a fare battute, piuttosto sembro scemo, anche se viene una modella giovane, alta, figa e tutto, piuttosto sembro scemo,
ma la voglio mettere a proprio agio. Sì. Poi penserà, poi penserà che sfigato questo qua, penserà sto qua è uno sfigato, però poi io ho ciò che mi serve dalla foto, grazie all'interazione, certo. E grazie ai cuccioli, grazie a tutte queste cose qua. È un trucco da non sottovalutare, quello di avere animali in studio. Sì, è proprio così, è proprio così. Beh, vi ricito un'altra volta Gastel, ma adesso poi io tutte le volte che parlo di Giovanni, anche lui mi diceva: Alessio, quando io faccio i ritratti, dopo 2 scatti ho la foto, però le persone che arrivano lo vanno coccolate, per cui comunque passo 2 ore con loro, faccio altri scatti, ma io so già che quel ritratto è nei primi 2 scatti. Sì, sì. Scusate, io ho ancora 6 minuti, però vi volevo chiedere questo, perché credo sia la domanda in fondo del momento. Noi assistiamo sempre più a immagini ritoccate o acchittate con l'intelligenza artificiale o addirittura partorite dall'intelligenza artificiale. Dov'è il limite tra arte e porcata digitale? Cioè tra arte e qualcosa di sintetico, di alieno, di non umano, che non è artistico? Allora, io da curatore e da critico lo sai che per me l'intelligenza artificiale può essere un aiuto laddove devi narrare qualcosa, però l'opera prima deve arrivare dall'ingegno e dalla mano. Per cui anche nella fotografia ci può essere un ritocco, quello che vuoi, ma l'idea, cioè io quando c'è gente che chiede all'intelligenza artificiale fammi questo, per me è già morta il concetto, è già morto il concetto di arte. Non so per te, Luca. Secondo me è importante anche... È importante conoscere la storia della foto e la manualità che c'è dietro la foto. Per questo che io faccio sempre vedere il backstage. Anche se guardi le foto, ci sono 2 foto di 2 anelli. Uno su una specie di vegetale verde e uno su delle blueberry, come si dice in italiano. Se tu guardi la foto dopo è il backstage. La foto dopo è la scatola la busta del supermercato. Sì. Perché... questo, il backstage, dà poi valore alla foto, perché tu dici, ah no, cavolo, questo è un bravo fotografo, perché quella foto lì la fai con un prompt su Stable Diffusion in 2 minuti, con 3 prompt l'hai fatta. Ma a me piace piace far vedere che invece so fare la foto, e questo perché non soltanto per un discorso di ego, che comunque è sempre lì, perché non saremmo fotografi se non avessimo ego, ma è perché sono sicuro che adesso la gente sta cominciando ad essere un po' stufa di tutta questa artificialità. Sì, la gente piano piano sta cominciando a rivalutare l'imperfezione, sta cominciando a rivalutare la mano umana, sta cominciando a rivalutare l'intelletto, quello organico, non quello artificiale. E il mio scopo, diciamo, è che quando la gente sarà veramente stufa e andranno con i forconi a bruciare i data center, io avrò la coscienza pulita. Io ho detto, ehi, tu puoi guardare il backstage delle mie foto, le ho sempre fatte io con le mie mani, col mio cervello e con la macchina fotografica. Ma soprattutto tu avrai anche le pellicole, quindi... avrò le pellicole, ho un cassetto pieno di pellicole. Ma perché comunque è sempre, quando io parlo di storia, cioè tu sei quello che hai fatto, tu sei quello che hai studiato, tu sei quello che hai vissuto. Per cui giusto documentarlo, capito? Per cui l'atto finale di un'opera d'arte, io anche con gli artisti chiedo sempre di avere la work in progress, perché ogni scatto comunque racconta un momento, capito? E anche nella fotografia, capito? Altrimenti siamo circondati da immagini patinate e poi troppi filtri, anche questo, perché ci sono... mentre queste sono foto professionali, per cui che raccontano la realtà di una situazione, oggi spesso e volentieri si indossa una maschera davanti alla fotografia. Cioè anche se stessi, quando tu dovresti essere te stesso e raccontare te stesso, non lo sei perché interpreti un altro ruolo. Che fino a quando hai una maschera pirandelliana come carattere è un conto, ma quando hai una maschera reale fatta di un filtro, allora hai un problema con te stesso, se non riesci a dialogare con te allo specchio. Stavo pensando una cosa qualche giorno fa, no? Ero in palestra e ho visto uno strafatto di steroidi, tutto ok, ma dico, tu stai andando a fare una cosa che dovrebbe essere fitness e salute, ma ti dopi. Ok, poi la stessa persona ha 700.000 follower su Instagram, davvero? Perché non ti conosce nessuno e quindi fingi la percezione che la gente ha di te.
e sta con una che ha le labbra finte e fa le foto in cui fa vedere la Lamborghini affittata e il Rolex finto. Quindi tu stai creando un'immagine di te che non sei assolutamente tu, e un giorno ti lamenterai perché sei circondato da persone sbagliate. Tu hai vissuto la tua vita su una performance di qualcosa che non è tuo, che non sei tu, e hai attirato per tutta la vita persone e cose sbagliate, e poi un giorno ti lamenterai. È molto più facile non essere performativi, cioè essere performativi se tu stai creando un'opera d'arte, quella è una performance, ovviamente, ma il come ci sei arrivato deve fare parte di chi sei veramente, perché se no tu crei un'opera che non è tua per compiacere gente a cui non gliene frega niente, e attiri una folla di persone che non vogliono da te ciò che tu hai veramente da offrire. Quindi poi il giorno che tu dirai, sai cosa c'è? Adesso sono me stesso, avrai il deserto attorno. Quindi il mio consiglio è sempre, in ogni campo, in qualsiasi viaggio intraprendi, sembra una frase stupida da film, ma sii te stesso. Ovviamente essere te stesso non è sempre la scelta migliore, ma se tu hai qualcosa da dire, se tu sai che hai qualcosa dentro, in quel caso sii te stesso, non essere abbagliato dal fatto che puoi facilmente prendere le scorciatoie, perché queste scorciatoie le pagherai alla fine, le pagherai molto care. Invece se tu sei te stesso, il tuo percorso sarà lunghissimo. C'è gente su YouTube che ha speso tipo 10 anni a fare video che nessuno guardava, e poi hanno fatto un video che li ha fatti esplodere e ora sono famosi. Quindi tu sei te stesso, è un percorso molto più lungo, molto più frustrante, ma piano piano trovi la tua strada. Io ad esempio stupido che non c'entra con la fotografia, non ho mai finto di essere ricco su Instagram, non ho mai fatto vedere una cosa costosa, non ho mai fatto vedere hashtag Dubai Lifestyle, e non ho mai avuto il problema di queste donne che cercavano da me cose che materiali. Io mi sposo tra 6 giorni con una ragazza a cui non interessa nulla, a cui piace la natura, abbiamo gli stessi gusti in arte, in cosa fare. La nostra vacanza è prendiamo la macchina, la tenda e andiamo in campeggio. Quindi cosa succede? All'inizio è difficile perché ti trovi in una grande città, se non fai un po' lo spandimerda, nessuno ti si avvicina. Sì, è vero, ti si avvicina meno gente col contagocce, ma solo quella giusta. E io mi trovo in una condizione, dopo 12 anni di Dubai, che ho solo persone giuste attorno a me. Quindi la stessa cosa succede nell'arte. Tu rappresenta ciò che veramente sei, anche non sei un attore. Tu sei un artista, non sei un attore, non devi recitare ciò che qualcosa ha scritto per te, se no sei un esecutore. Sì, artista nel senso sì, regista e creatore, sì, scrittore e regista, ma di chi veramente sei. Ovviamente crea qualcosa di interessante per la tua vita, studia, documentati, viaggia, perché sennò sii te stesso, ma se sei una persona, se sei uno sfigato, sei una persona noiosa, essere te stesso non serve a nulla. Sii interessante, studia per essere interessante e sii te stesso, perché questo porterà sicuramente dei risultati, perché c'è sempre una nicchia per chiunque. Se io fossi un grande amante delle frittelle, fotografassi soltanto frittelle, sarei un giorno il punto di riferimento per il summit mondiale delle frittelle e ci sarebbero le mie foto. Quindi non abbiate paura, artisti, di esprimere e di fotografare, di rappresentare, di dipingere, di cantare, di suonare quello che siete. Perché quando poi comincerete ad avere un seguito di gente che è veramente lì per voi, il vostro morale sarà talmente alto che allora sarete fieri di quello che producete e non lo farete soltanto per pagare l'affitto. Ma perché la maschera prima o poi scende. Ricordatevi, e chiudo perché tanto stiamo quasi in chiusura, Pirandello diceva nella vita incontrerai più maschere che volti. È vero. Il concetto che diceva Luca è smascherare le persone e dialogare con i volti. E questo è quello che io auguro sempre anche a mia figlia, ma anche a tutti gli artisti che seguo, perché io non voglio la copia di nessuno, io voglio l'autenticità di chiunque ho davanti. Beh, però a questo punto la domanda finale è: la macchina fotografica è una maschera o un volto? Perché anche Pirandello era appassionato di fotografia. È un filtro che ti aiuta a interpretare la realtà con il tuo occhio e può fotografarlo, per cui può fermare l'attimo e regalarti ricordi che magari hai chiuso in un cassetto, ma che basta rivedere una fotografia per rivivere. Ci sta. E a quelli che stanno uscendo con la macchina fotografica stamattina, Luca, che consiglio diamo?
Questa mi hai colto di sorpresa. No, che consiglio do? Fotografa ciò che ti piace, ma studia anche. È importante, come Picasso diceva, è importante conoscere tecnicamente le cose, non affidarti soltanto all'istinto. Studia, 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 capisci il perché delle cose, capisci come accostare i colori, capisci come creare un contrasto tra forme, tra colori, tra significati, tra soggetti, impara la giusta la contrapposizione, impara tutte queste cose, impara la regola dei terzi, impara l'esposizione e quando veramente tu conosci, hai un bagaglio tecnico, allora puoi decidere quali parti consapevolmente ignorare per seguire un percorso più di sentimento. Ma il sentimento, se non è supportato da una tecnica, non funziona. È come se io volessi fare una dichiarazione d'amore, ho tantissimo sentimento, ma mi sono fermato alla prima elementare e non so buttare 2 congiuntivi. Sì, la faccio una dichiarazione d'amore che esprime quanto sono innamorato, ma in una maniera schifosa. Quindi impara la lingua in cui stai dialogando. Se un musicista, impara la teoria. Se un fotografo, impara la composizione, impara il colore, impara la tecnica. L'istinto senza tecnica rischia, come anche il talento, di rimanere solo. Perché ci sono tante persone di talento che se non seguono un percorso e se non riescono ad essere consapevoli delle proprie forze, per cui attraverso lo studio rimarrai sempre magari il migliore per te stesso. Però quando tu sei un artista normalmente devi portare anche un pensiero e il tuo credo anche in modo tale che le altre persone lo possano comprendere. Per cui quello che diceva Luca, cerca di essere il più chiaro possibile affinché più persone al mondo possano comprendere quello che tu stai comunicando. E allora io vi ringrazio, tanti auguri insomma per le nozze e al piacere di risentirci e di ritrovarci presto, magari anche a Sanremo. Grazie. Grazie a voi.